Oh. Yam, ma rosta stu fallo. Aspetta, mi butto a terra. Mi butto un attimo a terra così. Sì, sto distrutto. Sì, si è aggiustata. È rientrata. Sta controllando. Io poi sto senza telecronaca apposta perché non li sopporto. Non devo essere influenzato da nessuno nei giudizi. Si sta avvicinando l'orario della siringa. Guarda, aspetta. Mi dispiace. È involontario, è tutto a posto, ma la prendi sul gomito. E che sia un rigore che hanno dato a Cherry, o rigore a Zielinski, o rigore... Saranno mossi rigore qua, che è successo? No, sei più... No, non poteva sparire. Ma capite che non poteva sparire, ma anche Zielinski poteva sparire. Intanto ce l'hanno dato. La prendi col gomito e caccia il rigore. Sono le nuove regole. No, questo ce l'hai sulla coscienza, Koulibaly. L'orario della siringa si sta avvicinando. Ma perché non mettete in mezzo che teniamo le torri? Le torri? No! Vabbè, è proprio... È la famosa porta stregata. Non se ne può più. Non se ne può più. Ma guarda là. Perdiamo un po' di tempo, purtroppo. Sacata apposta a spalle, no? Perché è importante. Tutto andare un po'. Come da programma. Che vi avevo detto, la siringa. Come da programma. L'ho detto un sacco di tempo fa. La siringa. Ma per forza. Si avvicinava all'orario della siringa. Era scritto proprio. Perché non è possibile fare 15 gol e non riuscire a segnare. Non è possibile. 15 gol, 15 tiri. No, ma che mazzo scassato. Mamma mia, non ce la posso fare. Io non so cosa stanno dicendo perché la telecronaca non ce l'ho. Non so niente. Che è successo? Hai espulso chi? Io devo capire che sta succedendo. Rosso diretto per proteste. Non è finita. E qua purtroppo devo ribadire che si vede il chiuovo. Avete visto quanto era in vantaggio Llorente sull'avversario e si è fatto recuperare? Purtroppo. Ma quelle sono le caratteristiche. D'altra parte, se non era così, non sapeva difendere la palla bene come la sa difendere. Se voi i piccolini pigliano ammazzate. È una tragedia. Allora io devo fare un po' di pompieraggio, come lo facevo quando vincevamo tutte le partite. Adesso ci vuole un po' di pompieraggio della sconfitta. Nei rumori delle motociclette New York non si può fare, non faccio video che ci stanno rumori per tutte parti. Comunque vedrete o avete visto, non lo so, ma con l'editing come la metto, che le mie reazioni durante la partita erano le solite, nel senso che prevedevo una siringa, ma è un fatto proprio del tifoso, no? Quando fai l'attacco a Fortapash e stanno tutti quanti così, i tiri addosso, arriva poi la siringa perché ti esponi al contropiede, ragazzi. Ma questa è una cosa che con Manolas, con Albiol, con Yusai o con Di Lorenzo succede sempre quando decidi di travestirti da grande squadra. Perché dico travestirti da grande squadra? Perché Ancelotti ha fatto proprio un discorso di siamo una squadra europea, ce la giochiamo come se stesse ancora allenando Real Madrid, perché Real Madrid, Bayern di Monaco, Manchester City li prendono i contropiedi, perché sono squadre che attaccano una continuazione, affrontano squadre schierate, e la squadra schierata ha l'unica arma, è quella del lancio lungo su un esterno, su una punta, e fanno il contropiede. Poi devi essere tu bravissimo a non prenderlo. Ma al di là, facciamo conto che il gol non l'abbiamo preso ed è finita 0-0. Noi dobbiamo analizzare perché è finita 0-0. Allora, componente sfortuna va presa in considerazione, perché quando esce di un centimetro, di pochi centimetri, quando il portiere fa 2 miracoli, la sfortuna purtroppo c'è, nel senso che sì, si può considerare un errore dell'attaccante. Parliamo, hai capito, di Lorenzo nel primo tempo, l'azione bellissima nel primo tempo, invece di andare in mezzo alle gambe come succede quando la prendi male, va su ginocchio, poteva fare lo scavetto, se faceva lo scavetto magari il portiere non si buttava a te. Insomma, quando si arriva, questo è il mio discorso che voglio farvi capire, quando si arriva a fare le azioni, per me non c'è da preoccuparsi troppo, perché comunque sei arrivato in porta contro una squadra che non ha messo il pullman, ha messo le metropolitane, cioè una dietro all'altra, i vagoni staccati, uno sopra la porta e uno dietro all'altro le metropolitane. Hanno fatto un primo tempo di una grossa intensità e hanno preso ammazzate chiunque, perché questo era proprio diamo tutti noi stessi, perché il Cagliari si sa che è contro di noi, lo scrivono, lo twittano proprio per i nostri tifosi, perché Napoli è la squadra più odiata dal Cagliari, lo dicono proprio a me, quindi va bene.
vogliamo vedere la stessa intensità con le altre squadre, ma va bene così, lo sappiamo. Insomma, intensità, mazzate, quel povero Lozano che comunque ci sta, perché fisicamente non è che è mingherlino, resiste anche al contrasto, ma quello che ha è che devi o gli dai la profondità o se gli dai la palla addosso lui ce l'ha lo spunto per liberarsi subito, ma poi viene preso ammazzato. Cioè ha preso quasi tutti calci di punizione che erano quasi tutti ammonizioni e l'arbitro lasciamo perdere, perché se parliamo poi degli arbitraggi dovremmo includere le altre partite, i falli di mano, i falli di gomito che dovrebbero generare dei rigori, perché in alcune partite li generano e in altri no. Insomma, ragazzi, non ne usciamo più, quindi cerchiamo di non parlare di arbitri il più possibile, perché altrimenti dovrei cacciare l'espulsione mancata di De Ligt di ieri, il fallo che poi ha generato il gol di Pjanic resta un mistero, ma veramente è impossibile, anche perché per una questione di tempo io non posso seguire già non posso seguire solo la Juventus, che all'epoca era l'unica che ci interessava per vedere. Adesso dovrei seguire anche l'Inter per capire se una è avvantaggiata, quindi facciamo conto che non è successo niente, facciamo conto che gli arbitraggi sono fortuna o sfortuna, la squadra più forte è un po' avvantaggiata in generale per una questione di sudditanza, però tra parentesi si sa che l'arbitro che sbaglia a favore della Juve non succede niente, se sbaglia contro la Juve rischiano la carriera, questo è un fatto storico documentato, perché poi vengono bloccati, quindi lasciamo perdere. La questione che ci possiamo chiedere è se, come ne parlavo con i miei amici, se il turnover sistematico di 8 persone alla volta è effettivamente necessario, oppure se forse io do i meriti ad Ancelotti quando li ha. Quando non li ha io cerco di analizzare, non voglio mettermi, non voglio dire che la facevo meglio io la formazione, assolutamente. Però sai, se il Cagliari, tu che facevi? Speravi che il Cagliari si giocava la partita? Perché se metti due piccolini mi dai questa impressione qua, perché la profondità non ce l'avevi per lanciare Lozano. Mertens più dietro invece che Lozano più dietro e Mertens più avanti. Potrebbe essere una discussione interessante, discutibile, una scelta discutibile. Insomma, nel primo tempo hanno pigliato solo mazzate. Hanno giocato anche bene i nostri, non me la sento nemmeno di attaccare personalmente uno o due. Cioè, Insigne, il solito lavoro comunque sporco di raccordo, lui ha deciso che doveva giocare a sinistra e deve fare anche fase difensiva alla grande, purtroppo. Mertens mi è sembrato anche ispirato, è sceso molto per costruire, fare il regista alto. Nel secondo tempo, dopodiché, abbiamo purtroppo perso un cambio per dover mettere Koulibaly per l'infortunio di Maksimovic, e poi viene anche l'espulsione di Koulibaly, quindi questo ci metterà in difficoltà nella prossima partita, dove si immagina un Manolas Ruperto se Maksimovic non recupera, con solo Tonelli come eventuale. Insomma, diventa un po' dura adesso. Però con l'ingresso poi di Llorente, che comunque chiuovo o non chiuovo sembra che stia in forma, quindi dovrebbe giocare, a meno che Ancelotti non mi dice guarda, se ne gioca 2 consecutive tutte quante lo perdiamo perché si infortuna, allora io questo purtroppo non lo so. Però io da esterno dico i 2 lunghi vanno bene perché mettono in difficoltà le difese arroccate, e ha messo in difficoltà una squadra come Lecce che invece gioca, ma li possiamo alternare, facciamo Llorente Milik o Llorente Mertens, Llorente Lozano, Milik Mertens, Milik Lozano, si possono alternare? Perché secondo me i 2 piccolini, specialmente in una partita così, mi dispiace, ma col senno di poi è facile, mi ha dato l'impressione che non fosse la cosa migliore, anche perché con l'ingresso di Llorente molto meglio, abbiamo fatto un numero di azioni da gol straordinario e veramente ci sono mancati centimetri. Poi le occasioni, i rigori mancati, queste sono le classiche partite che sblocchi con un calcio piazzato, che magari lo tira Dybala e se va sulla barriera c'è Pjanic che ribatte. Sono queste quelle partite là maledette. La cosa assurda è che ne abbiamo fatti
abbiamo fatto 15 gol con 10 tiri nelle prime partite e adesso abbiamo fatto 10 tiri, 0 gol. Questo è un equilibrio che secondo me è anche matematico, nel senso ci è andato troppo bene contro la Fiorentina, contro la Juve e contro la Sampdoria e dovevamo pagarla questa cosa qua, perché non è che improvvisamente siamo diventati dei cecchini, i giocatori sono gli stessi, bene o male. Sì, hai inserito Lozano e Llorente, ma dietro la costruzione hai sempre Callecon, Mertens, Insigne, quindi non è che potevano diventare cecchini all'improvviso. Però questa è la cosa, un bel po' di sfortuna, una squadra avversaria che rinuncia a giocare e quindi ti fa la siringa, perché poi all'unica occasione mettono il cross bene, vabbè, è una classica, non c'è niente da fare. Si possono questionare le scelte di questionare in inglese. You can question Ancelotti's choices. Fa malissimo, perché poi la classifica mo si allunga già troppo, perché l'Inter ha vinciuto, la Juventus ha vinciuto e stiamo là con l'Atalanta, però col Cagliari pure. Stiamo là, siamo quarti, però già abbiamo perso 6 punti. Ed è troppo, purtroppo, per una squadra che vuole fare la grande squadra e che ha avuto le occasioni per farlo sui calci piazzati, e poi ti manca quel fatto di Pucurille Maz per metterla dentro al momento giusto, che li spegnevi completamente e dopo ne facevi 5 magari, perché si dovevano uscire dal guscio e invece non è entrata con i Balivo, Miracoli, i kill su di testa e vabbè. Poi sulle proteste non lo so, non ho visto. Parlavano di una trattenuta di Llorente. Io, come avete visto, io seguo la partita senza il commento perché non li sopporto proprio. Oggi poi Gentile e lei la Morace, no, proprio no. Se trovo, ho cercato di sincronizzare Paolo De Genio e Carmine De Martino, non ci riesco. Non si può fare questi commentatori, perché poi sono persone che non conoscono il Napoli, quindi dicono cacate. Non va bene, quindi preferisco sentirla senza commento. Non capisco, però mi faccio l'idea mia. Poi se l'idea mia è sbagliata o meno lo scopro quando sento poi l'intervista ad Ancelotti. Questo è. Io nel frattempo i video li faccio a caldo e poi vedo il giorno dopo se Ancelotti mi dà ragione come interpretazione della gara o meno. Da New York, Valero Fluido è tutto, sono distrutto perché proprio col Cagliari male proprio, però questo è il calcio e dobbiamo accettare il verdetto, che fa male, che però ci stava, era nell'aria proprio. Io ai miei amici avevo detto giocati il pareggio, ma è andata peggio. Mi aspettavo il classico gol dell'ex di Rog, Simeone che non segna contro nessuno, che segnava contro di noi, invece è successo ancora peggio, perché assedio finale e siringa a quel posto, a quel dio biondo. Ciao, è stato buono.